ho aggiunto una postfazione al libro che pure è interessante. Il concetto di questa ultima postfazione è che dopo aver finito un po' di scrivere il libro, mi mancava solo correggere le poste eccetera, stavo in vacanza quest'estate e ho visto di fronte a me bruciare il costone di Villa Cimbrone a Ravello. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di Ravello, costiera amalfitana, cioè un posto molto bello, verde, e di lato... Prego? Abbiamo solo sentito. Ecco, vabbè, spero che qualcuno ci sia andato, se no è bello almeno fare un giro. Ho visto e ho detto, vedi, siamo proprio messi male, perché ogni anno bruciano, no, le pinete, bruciano tante cose. E stava di fronte a me perché io stavo in vacanza lì di fronte. E poi ho visto quindi questa parte negativa e l'ho rapportata alla parte negativa della società da sconfiggere e ho visto quelli che si davano da fare per spegnere l'incendio. Poi mi sono addormentato dalla stanchezza perché sono stato lì sul balcone per tante ore, alla fine mi sono addormentato, sembrava che non ci riuscissero, la mattina c'era solo del fumo che usciva, eccetera. Però finisco il libro dicendo il bene ha vinto ma ha lasciato una cicatrice. Si tratta di sposare una visione del futuro e questo dipende dal nostro lavoro.